Benissimo, salve, eccoci qua. Adesso andiamo a parlare di un consiglio valido, veramente validissimo per tutti. Andiamo a parlare delle proprietà benefiche dei semi di finocchi selvatici. In montagna adesso in questo periodo si possono raccogliere degli ottimi finocchietti selvatici. Certamente non i semi, perché i semi si raccolgono nel mese di luglio, agosto, fine agosto, inizio di settembre al massimo. E adesso vi svelerò a cosa fanno bene i semi di finocchio selvatico. Allora, i semi del finocchio migliorano la digestione, per incominciare. Questo alimento è spesso utilizzato per trattare una serie di disturbi digestivi, tra cui bruciore di stomaco, gas intestinale, gonfiore o anche coliche del neonato. Fanno bene anche, diciamo, a un neonato quando ha la colica al pancino. I semi hanno effetti antispasmodici, quindi possono aiutare a trattare altri disturbi digestivi gravi come la sindrome del colon irritabile. Va bene? Aiutano a trattare l'asma e altri disturbi respiratori, proprio così. I fitonutrienti presenti nei semi di finocchio contribuiscono ad alleviare i sintomi dell'asma e le loro proprietà espettoranti. Sono utili anche per altri disturbi respiratori come la bronchite, tosse e congestione. Un rimedio naturale per l'alito cattivo, anche per chi soffre di questo disturbo: masticare semi di finocchio può rinfrescare l'alito, non diversamente da quello che succede con l'anice o la liquirizia. Ecco quindi un semplicissimo rimedio naturale per l'alitosi. I semi di finocchio contribuiscono anche ad aumentare la produzione di saliva, che è funzionale ad avere una bocca meno secca e più pulita, un terreno di coltura più sfavorevole per i batteri. L'olio essenziale ricavato dai semi di finocchio ha proprietà antibatteriche che aiutano a combattere i germi che causano l'alito cattivo. Quindi utilizzate questo consiglio perché veramente ottimo. Le altre proprietà dei semi di finocchio vi invitiamo invece a prendere con le dovute cautele, però altre proprietà più o meno traumaturgiche che a volte trovate attribuite ai semi di finocchio, dalla capacità di regolare la pressione del sangue alla possibilità di usarli per contrastare il colesterolo cattivo o gli effetti del diabete. Ricordate che non è una panacea e non può sostituire nessuna adeguata terapia medica, assolutamente no. Una tisana perfetta, la tisana di semi di finocchio, un altro uso importante è quello per farne tisane infusi contro il mal di stomaco, contro le coliche intestinali, per favorire la digestione e la diuresi e per tonificare l'organismo. Quindi io vi consiglio di prendere ogni sera per un mese, però alternare una settimana sì, poi vi fermate e iniziate la nuova settimana, poi vi fermate un'altra settimana, iniziate una nuova, quindi per 4 settimane, alternate verso 4 settimane. Tutte le sere prendere un cucchiaio di semi di finocchio che trovate in farmacia o da coloro autorizzati a poterli vendere.
un cucchiaio in un bel tazzone di acqua calda, gli mettete dentro questo cucchiaio di semi di finocchio, fatelo scaricare un po' come si fa col tè, dopo 15 minuti, filtratelo, andate a scolarlo per bene e poi prendete la metà di un limone e premetela dentro. Il composto tra limone e finocchietto, semi di finocchio, serve per sgonfiare l'addome, serve per dare un senso di leggerezza e, perché no, vi aiuta anche a mangiare di meno per dimagrire. Usatelo, io lo utilizzo ancora ogni tanto, quindi un mese, una settimana sì, una settimana no, tutte le sere per un mese. Poi vi fermate e lo fate, vi fermate per un altro mese e poi lo fate per il prossimo mese. Dovete alternare con questo sistema. Una settimana sì, una settimana no, tutte le sere prima di andare a letto, e poi vi fermate per un mese e aspettate, e poi il prossimo mese ricominciate la terapia. Ok? Spero che di esservi stati utili. Quindi a tutti quanti voi, presto a risentirci con nuovi consigli e con logicamente l'oroscopo del giorno. Ciao a tutti, alla prossima!